insomma che ieri le mattine, no, abitava in un condominio, va a lavoro, no, allora prima bevi il caffè dal bar, la signora che mi diede un gratta e vinci che proviene fortuna di 5 euro, e gratta e vinci, oh porca puttana, oh signor benedetto signore, ma capivo che è vicino talca, oh puttana miseria. 500.000 euro, oddio signor, poi ti bevi a duccio, ma c'è roba una roba vergognosissima, non mi è mai succeduto una roba del genere. Signora che mi dedi 11 euro, magari ieri giornate, no? E c'è per 11 euro, oddio signor, di 1.000.000 di euro, ma no, ma non può essere, ma che di qua, ma sì, allora lì, e io poi, insomma, che mi dedi 11 euro, no? No, dice, 2 milioni di euro, ma no, ma non può essere, no? Non può essere, insomma, clama, telefona a me, insomma, e a torneggiare per lavoro, ormai lavoro non va più, siamo di interesse, vediamo, 2 milioni di euro al vacciare, arriva al condominio, transennate il condominio, ambulanze, carabinieri, finale, l'elicottero dal centro di Zavocca al Pasore, tu transennare, lui va a parlare, lo fermi, dove va lei? Ma scusi, io abito al quinto piano, ma scusi, lei come si chiama? Bellardinelli Franco, ah, finta, ma lei abita al quinto, sì, abito al quinto piano, perché? Ma scusi, sua moglie si chiama Rosa? Sì, sì, è mia moglie Rosa. Guardi, è successa una disgrazia. Come? Ma cosa è successo? Sua moglie, un incidente, è caduta dal quinto piano, è caduta. Oddio, signora, ma è morta? Sì, purtroppo è morta. Dio, poi quanti strumenti belli giornali. Ma come